L'isola di San Fantin è una delle più piccole isole che compongono Venezia. L'attuale conformazione è ottenuta dalle numerose trasformazioni urbane e architettoniche avvenute nel corso dei secoli. La modellazione digitale aiuta a ricostruire l'evoluzione urbana dell'isola e le vicende costruttive della scuola di San Fantin. La scuola di San Fantin, istituita nel 1471 dalla fusione delle confraternite di San Girolamo e Santa Maria della Giustizia, era situata in un semplice edificio confraternale. L'aspetto della sua facciata è documentato nella pianta prospettica di Jacopo de Barbari del 1500. Dopo l'incendio del 1562, l'edificio venne ricostruito. La sede medievale della scuola è stata ricostruita nel 1592 e più volte ristrutturata nei secoli successivi. L'edificio è costituito da un corpo di fabbrica principale su 2 piani e un corpo minore per la sala capitolare collegati da una scala monumentale. Questa pianta rispecchia la tipica disposizione delle scuole grandi di Venezia, con l'associazione di 2 diversi corpi di fabbrica. Nella sala inferiore, chiamata oratorio, erano sistemati 2 altari, frutto della fusione delle 2 confraternite originarie. L'altare posto sul lato lungo, dedicato a San Girolamo, era in marmo bianco ed è andato disperso dopo la chiusura della scuola nell'Ottocento. L'altare della Crocifissione era posto sul lato breve della sala. È oggi ricollocato nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. La disposizione di questi 2 altari era strettamente legata alla posizione dei 2 accessi alla scuola, allineati con la chiesa e le calli circostanti. Nonostante il cambio d'uso occorso nel XIX secolo con la destinazione a sede dell'Ateneo Veneto, l'edificio ha in gran parte conservato la propria veste architettonica, soprattutto nell'aula magna. La sala Cini, precedentemente destinata a sagrestia, è decorata con dipinti di Jacopo Palma il Giovane, Alessandro Longhi e Francesco Fontebasso. Al piano superiore, la biblioteca, ornata con dipinti di Jacopo Palma il Giovane e Jacopo Tintoretto, occupa l'ambiente costruito originariamente come sala capitolare. La Sala Tommaseo era originariamente l'albergo piccolo. Il sottotetto è stato ricostruito in calcestruzzo armato. All'esterno le facciate presentano un linguaggio architettonico molto differenziato. Le facciate sul campo e su Calle della Verona sono molto monumentali. Le altre sono quasi del tutto prive di decorazione. La facciata principale, simile a quella di una chiesa, è suddivisa in 3 campate su 2 livelli, scanditi da semicolonne ioniche al piano terreno e corinzie nel primo piano. Gli elementi dei 2 ordini architettonici seguono una precisa gerarchia. Quello maggiore inquadra finestre e porte, quello minore sostiene gli archi delle aperture. La trabeazione dell'ordine maggiore sostiene una trabeazione che sporge in corrispondenza di ogni semicolonna, secondo un principio tipico di molti archi trionfali antichi. Il coronamento della facciata è un complesso fastigio, simile a quello di molte chiese, originariamente ornato da 2 edicole, poi demolite. Dopo la conversione a sede dell'Ateneo Veneto, l'edificio è stato restaurato con l'aggiunta di nuovi ambienti destinati a segreteria. Nel 1956 Ferdinando Forlati ricostruì il tetto
sostituendo la copertura lignea con una struttura in cemento armato. Grazie a queste trasformazioni e modernizzazioni, l'edificio può ospitare il ricco programma delle attività dell'Ateneo Veneto, mantenendo viva la memoria della sua storia architettonica e artistica.